Energia nucleare. Quando potremo farne a meno? È certo che rincariamo la dose, professor Zollino. Del resto, come vedevamo prima, no? Quel centro per lo stoccaggio delle scorie, cioè io lo ripeto, 100.000 anni, cioè che cosa lasciamo? Adesso tra l'altro, prima vedevamo, no, la distribuzione delle centrali nucleari in funzione nel mondo. Se stiamo, eccola qui la cartina, Stati Uniti, l'Europa è come dire, un focolaio, come un'infezione, e poi andiamo nel Giappone, ma se vediamo, adesso in Cina probabilmente ne staranno facendo, immagino, non lo so, forse ce lo dirà lei, no? Ne stanno costruendo, poi c'è l'India, però il grosso è concentrato tra Stati Uniti, Europa e Giappone. Se pensiamo a quando dovranno essere smantellate, quando dovranno essere stoccate tutte queste scorie, che poi se il sito finlandese deve avere una vita di 100.000 anni, significa che per 100.000 anni queste scorie sono pericolose. Ma non, no? possiamo farci mica niente, cioè, la scelta fatta quella volta ha comportato questo. È irreversibile. Sì, è irreversibile, no? Chiudiamo prima possibile, dico io, e chiaramente risolviamo il problema delle scorie, però non c'è altro, non è che possiamo tornare indietro, no? È demenziale agli occhi nostri, ovviamente, mettere in atto un processo che poi per decadere ci impiega 100.000 anni. Sono d'accordo con lei, però cosa vuole farci? Chiudiamo il prima possibile e cerchiamo un'alternativa. Ma rispondiamo a questo telespettatore che scrive una domanda per lo studio: perché non vengono ripristinate le centrali idroelettriche dismesse e anche create di nuove? Beh, cosa dice? Sì, no, perché stiamo vendendole ai francesi. No, ma le centrali idroelettriche italiane funzionano, cioè centrali dismesse che siano redditizie non ce ne sono, anzi si cerca di sfruttare i salti anche quelli proprio dagli sgabelli. Anzi c'è anche un movimento forte nel bellunese, proprio perché insomma come al solito si esagera anche in questo passaggio, quindi si stanno anche rovinando corsi di torrenti e quant'altro, perché c'è un utilizzo intensivo. Voglio dire, anche queste cose vanno fatte in maniera equilibrata. Volevo fare semplicemente un accenno tornando al discorso di prima. Non so, il professore magari avrà dei dati più precisi, però insomma l'energia nucleare a livello mondiale siamo sulla quota del 6-7% insomma, nella produzione, e se andiamo a vedere appunto qual è il trend, al di là di questa cosa della Cina, che però insomma andrà anche riverificata meglio, perché stanno puntando tantissimo anche lì sulle energie rinnovabili e quant'altro, in tutti gli altri paesi le ordinazioni di centrali sono ferme. Stati Uniti sicuramente è tutto fermo, sicuramente anche la Francia ha rallentato il proprio piano, quindi io credo che stiamo uscendo da questa logica. No? È tenuta in piedi perché purtroppo c'è uno stretto collegamento con l'energia nucleare legata al militare, e quindi anche tutta una serie di costi che ad esempio in Francia abbassano la bolletta al cittadino sono pagati poi attraverso dei meccanismi che vanno a sovvenzionare il nucleare militare, e magari lo paghi attraverso una tassazione o una forma diversa. Bisognerebbe fare un bilancio anche da questo punto di vista, perché alcune cose probabilmente andrebbero sfatate anche proprio sui costi stessi dell'energia. L'altra cosa che mi sento di inserire su questo argomento, anche perché insomma è chiaro che nessuno di noi vuole tornare al carbone, anche perché stiamo parlando di una cosa oltre che inquinante, siamo sempre sulle energie che hanno, come dire, stiamo già sul picco insomma, no, della disponibilità. Però credo che la sfida, no, anche mi collego a quanto diceva il dottor Casem prima, è una sfida anche sull'umanità, sulla prospettiva. Allora, qual è il ragionamento guida sul quale dobbiamo far forza? È quello di dire
abbiamo delle energie che comportano al tempo stesso comando, comportano controllo delle risorse e sono quelle che poi scatenano anche la forma del conflitto. Arrivare a forme di energia dove tu non hai la necessità di avere per forza l'uranio, non hai la necessità di avere per forza i pozzi del petrolio, ma puoi attingere dal sole piuttosto che dall'idrogeno, magari mi piacerebbe che poi il professor Bertucco parlasse di questo. Allora, voglio dire, l'energia sviluppa anche forme di democrazia, come in parte l'ha sviluppato Internet, quando la fonte è accessibile ed è democraticamente accessibile e non comporta appunto anche un livello di comando. Chiarissimo. È perfetto il concetto. L'energia del fotovoltaico è decentralizzata, cioè è delocalizzata. È chiaro che in Europa noi abbiamo tutta una rete di trasmissione che è stata costruita in tempi diversi, ma in Africa questa rete in molte nazioni non c'è, quindi lì non c'è nessuna necessità di costruirla se si sviluppa, come sta succedendo, una tecnologia a isole. Io sto parlando di isole non piccole, ma isole autosufficienti nella produzione e nel consumo dell'energia elettrica. E questo è un altro argomento che noi affrontiamo, un altro contributo alla discussione, è un contributo tecnico, perché è scientifico, ma orientato come centro a soluzioni veloci, appropriate, non a soluzioni tecnologicamente elaborate, se ci sono soluzioni più semplici, non so se mi spiego. In questo contesto io posso introdurre il discorso dell'idrogeno. Con un esempio, no? L'idrogeno, allora, il futuro prossimo dell'autotrazione. Parliamo dell'autotrazione, visto che in questi giorni a Torino hanno già detto teniamo le finestre chiuse. O è l'idrogeno? E c'è una grossa discussione, ci sono soluzioni tecniche da un lato e da quell'altro. Io dico, perché passare per l'idrogeno? Che motivo c'è? L'idrogeno è un gas molto pericoloso, che deve essere pressurizzato a 700 atmosfere, deve essere portato in giro. Allora, è chiaro che questo piace molto agli ingegneri che devono sviluppare nuove tecnologie sempre più sofisticate, ma che necessità c'è se invece l'altra tecnologia che si sta sviluppando, non grazie a noi, grazie alle grandi case automobilistiche di un certo tipo, è molto più semplice, il motore elettrico è semplicissimo, le batterie anche lì ne stanno inventando di nuove ogni giorno. Quindi veramente non c'è nessun motivo, secondo il nostro punto di vista, di usare l'idrogeno. Certamente, hanno parlato del treno a idrogeno qualche mese fa, da Venezia a Cortina, è demenziale tutto questo, cioè non esiste. Il costo di una cosa del genere è incredibile. Certo, ci sono aziende che non sono italiane che stanno sviluppando le tecnologie a idrogeno e hanno tutto il diritto di provare a venderle, no? L'idrogeno da dove lo tiriamo fuori? Esistono grandi giacimenti di idrogeno in giro per il mondo, lo sapeva lei? Sto scherzando, degli spettatori, è uno scherzo questo, non esistono i giacimenti di idrogeno, l'idrogeno va prodotto a partire attualmente dal petrolio e dal gas naturale. Quindi al momento la produzione di idrogeno fa un sacco di CO2, tanto per dirla, no? Quindi diciamo che da qualche altra parte noi usiamo l'idrogeno, non inquiniamo perché l'idrogeno quando brucia fa acqua, ma da qualche altra parte si è inquinato nel produrlo questo idrogeno. Poi l'idrogeno deve essere fatta una rete di distribuzione dell'idrogeno. Noi abbiamo un'ottima rete di distribuzione del metano, ma tra metano e idrogeno è come dal giorno alla notte. L'idrogeno scappa dappertutto, è la molecola più piccola che ci sia. Una rete a metano invece è già una cosa acquisita, quindi per favore, no? Evitiamo di parlare di autotrazione, sto parlando di automobili ad idrogeno. Certamente ci sono chi ci va dietro e ci sarà una competizione tecnologica. Noi vediamo molto difficile che sia l'idrogeno a prevalere. Leggiamo questo. Se la regia per cortesia ci ripropone il messaggio di questo telespettatore, eccolo qua. Complimenti a tutti per la trasmissione, grazie. Dunque, benvengano le fonti rinnovabili delle centrali nucleari all'estero per ovviare alla produzione massiccia di anidride carbonica. Vorrei sapere la vostra opinione circa ITER, se possiamo sperare nei risultati che otterremo con esso e se i nostri nipoti potranno trarre vantaggio. Volevo proprio prima della
telepatia con lo spettatore. Se ci spiega anche cosa di cosa si tratta. Volevo dire che stiamo parlando giustamente di nucleare, quello che c'è, quello che ancora è in costruzione in molte parti del mondo, abbiamo detto, è il nucleare a fissione, cioè un nucleo pesante uranio, tipicamente, anzi un isotopo dell'uranio che è raro, viene rotto in 2 pezzi, si libera tanta energia, e però ci sono i 2 pezzi, che sono i frammenti di fissione. Piccola parentesi, abbiamo parlato, penso io stesso, no, della attenzione e la serietà con cui queste cose debbono essere trattate, custodite e stoccate, ma non c'è nulla di diabolico. La complessità tecnologica che citava prima il professor Bertucco su tanti altri settori, dove si può evitare, sono d'accordo, va evitata, ma se si fa la scelta dell'opzione nucleare per una serie di motivi, visto che si fa obiettivamente, va anche affrontato fino in fondo il problema e trattare con la dovuta attenzione, con le necessarie tecnologie, fino alla fine il processo, no? Fino allo stoccaggio definitivo. Questa miniera qua verrà chiusa, cementata, non è che tra 100.000 anni qualcuno va a fare l'ispezione, il canale viene riempito, viene cementato, rimane un blocco di granito con dentro materiale radioattivo, il granito stesso contiene uranio e radioattivo. La fusione è un'altra cosa, proprio sempre un fenomeno nucleare. I nuclei di idrogeno fondono, producono elio e liberano a parità di peso 4 volte più energia di quanta non ne liberi la fissione dell'uranio. 2 nuclei di idrogeno fondono, producono elio, quindi non ci sono frammenti radioattivi, ma il prodotto è un gas nobile. La materia prima è l'idrogeno, abbondantissimo in natura perché tutta l'acqua del mare è fatta con idrogeno e ossigeno. L'idrogeno quindi che alimenta la centrale futura a fusione è abbondantissimo. Stiamo parlando di una tecnologia che sfrutta una risorsa abbondantissima in natura, così grande che si pensa possa bastare ad alimentare il fabbisogno di energia della popolazione mondiale per un numero di anni superiore alla durata della nostra stella, la durata del Sole. Quindi è una fonte perenne, non inquina, è controllabile, produce continuamente, quando sarà realizzato un reattore a fusione. La domanda era su ITER, cos'è ITER? È il prossimo passo della sperimentazione di questa tecnologia. Qui a Padova abbiamo un esperimento importante, si chiama RFX, nell'area di ricerca del CNR, e annesso ad RFX si sta costruendo un pezzo importantissimo di ITER, che è il sistema che servirà a riscaldare il gas di idrogeno caldo ad alta temperatura per innescare le reazioni di fusione. Siccome abbiamo detto finora pane al pane e vino al vino, la domanda parla del potenziale di ITER, vedremo quali saranno i risultati dell'esperimento, ma ITER è una macchina prima di tutto, va costruita la macchina e fatti gli esperimenti. Quando si fanno delle macchine per gli esperimenti bisogna aspettare i risultati. ITER è una tappa importante perché spiega se quell'approccio è diciamo, buono per arrivare al reattore. I tempi sono lunghi perché bisogna costruire la macchina. Quando sarà probabilmente disponibile una centrale a fusione, quindi che non ha il problema dell'intermittenza, produce sempre, notte e giorno. Non ha problemi di scorie. Non ha problemi di scorie, la fonte primaria è distribuita perché è l'acqua, è perenne sostanzialmente perché dura più del Sole. Si può spegnere subito. Si spegne da sola perché appena c'è un problema manca il confinamento del gas e questo che non c'è è intrinsecamente sicuro. Ma ancora non c'è questa tecnologia, non c'è. Questo reattore è futuro. Quanto futuro? La prima energia elettrica messa in rete sicuramente non sarà prima del 2050, quindi lo dico visto che mi occupo di fusione ad RFX, la decarbonizzazione, la transizione di cui parlava il professor Bertucco sarà fatta con le fonti rinnovabili e altrove, non in Italia, con il nucleare. Dobbiamo liberarci dall'anidride carbonica. In una seconda ondata di innovazione, secondo me e secondo tutti quelli che lavorano sulla fusione, ci saranno le centrali a fusione. Un attimo chiedo scusa, ma non sono d'accordo sul fatto che la fusione rappresenti un futuro,
perché non sappiamo quando sarà, perché è comunque una complessità tecnologica sovrumana, vorrei dire. Io lo conosco molto meno del professore collega, però mettersi a pensare che nel 2100 forse ci sarà un kilowattora fatto dalla fusione. Quando termineranno io sono polemico di volutamente in questo, però 40 anni fa si diceva fra 40 anni, adesso stiamo dicendo fra 40 anni probabilmente diremo, ecco. E poi non è così vero che non ci sono scorie, perché quelle atomi ad energia così elevata devono essere messi da qualche parte, e tutto quello che c'è intorno, il ferro, l'impianto, certamente viene reso radioattivo da queste reazioni. Viene attivato, non so. Attivato, e quindi diciamo che non è poi così. Poi non è idrogeno quello che si mette dentro, è trizio ed deuterio, e non ce n'è dappertutto, insomma. Diciamola che bisogna dirla fino in fondo. Ecco. Per cui, scusate, però io mi tranquillizzo tanto, la transizione energetica, come hai detto giustamente, la facciamo prima, anzi no, ci costringono a farla prima, perché l'Italia poi arriva sempre dopo. Ma no, ma l'hai detto tu, senza costringerci, siccome i costi sono abbassati, non c'è nemmeno bisogno di essere costretti. Una centrale solare viene costruita perché è conveniente. Se gli italiani sono intelligenti, certamente. Ma se non lo fanno gli italiani lo fanno altri, non c'è problema. Professor Casen. Sì, allora stiamo parlando di tecnologie moderne, nuove, futuro, eccetera. Quanto si investe in questo settore? Pochissimo. Cioè, è meritevole. Perché investire in una cosa che non ha futuro? Il consorzio RFX ha un budget che è 100 volte quello del mio centro, no? 100 volte più alto. Allora, per carità, va bene, giustamente, bisogna promuovere la tecnologia per il gusto di promuoverla. No, questo è un orgasmo tecnologico, permettetemi. No? Si parlava di ricerca in senso ricerca vuol generale, dire andiamo verso una soluzione. Alberto, la fusione non la vediamo né io né te. Certo. Quindi, la vedrò io sicuramente. Ma vabbè, i nostri figli non lo so. Allora, non la vediamo, quindi possiamo stare tranquilli. Quindi, mi scusi, cerchiamo di evitare queste cose. La ricerca di per sé non è l'obiettivo, è un mezzo. Certo. Quindi se noi ci dirigiamo verso un obiettivo che è un miraggio, come nel mio... È un percorso la ricerca. È un percorso inutile, è chiaro? Cioè, se l'obiettivo è un miraggio. Però, se invece... per carità. Posso fare proprio una questione, diciamo, metodologica. Il professor Bertucco dice correttamente che ne sa meno di me sulla fusione, però a differenza mia è sicuro delle affermazioni che fa. Cioè io che me ne intendo di più di lui sono stato forse più probabilistico. Lui esprime una certezza nel verso contrario naturalmente al mio auspicio, ma dopo aver premesso che però ne sa meno di me. Cioè è come se io volessi entrare a parlare delle tecnologie raffinate che lui sviluppa sulle biomasse, eccetera. Certo. Non lo faccio perché non lo so. Facciamo finire il professor Casen. Allora, stavo dicendo, non tanto per una ricerca specifica su un determinato settore. Io dico che la ricerca nel settore energetico è bassissima rispetto ai costi e consumi di energia in generale. Allora vorrei fare un'altra affermazione. L'energia è da sempre politica. Non è soltanto produrla, perché se la ricerca, per esempio nel suo settore, nel settore delle energie alternative, fosse stata fatta, si poteva fare 50 anni fa, 70 anni fa si poteva fare. Non è stata fatta e probabilmente oggi non saremmo inquinati come siamo inquinati. Ma chi gestiva la politica dell'energia erano le multinazionali. Il buon Mattei ne sapeva qualcosa, quindi è inutile che noi cerchiamo di dire il futuro sarà questo o quello. L'investimento, io metterei una tassa sul carburante
che consentisse alla ricerca di andare alla velocità della luce in maniera tale che in tempi brevissimi potremmo superare tutte quelle difficoltà che la ricerca necessariamente trova nel cercare di risolvere i problemi, perché la ricerca è fatta così: risolvi un problema, se ne apre un altro e poi se ne apre un altro ancora, a mano a mano che li risolvi trovi il sistema per produrre la nuova energia, l'energia meno inquinante, ma va contro gli interessi delle multinazionali. Io auspico che lei parli col ministro Calenda di questo, perché tutto il resto è inutile, che fra una settimana butta fuori la strategia energetica nazionale, ho detto che la farà, che io sono strasicuro, anche se non l'ho ancora letta, che sarà nell'ottica di un passato chiaro, no? Comunque sta di fatto che io finanzierei i ricercatori del settore delle energie alternative rinnovabili chiaramente, ma comunque alternative, perché per esempio la Cina, e questo è un fatto che io imparzialmente ho vissuto, nel G20 degli anni del 2007 mi pare, ero a Roma, quando ho fatto il G20 a Roma, e i cinesi avevano fatto degli accordi con la Libia per fare una piantagione di iotropa e di palma da olio nella parte sud del Sahara, di una altezza di 50 km, lunga 1200 km. L'acqua l'avrebbero trovata sotto, perché sotto il Sahara c'è una quantità di acqua fossile. La cosa si è fermata quando hanno ammazzato Gheddafi. Avevano fatto un calcolo di una produzione di olio da palma mostruosa. Non solo, ma avrebbe cambiato l'economia del posto. I cinesi non sono generosi, sicuramente più di noi, perché avrebbe creato un indotto per la coltivazione, e non solo, ma tutto quello che è la risultanza dell'estrazione dell'olio restava sul posto e poteva essere riutilizzata per creare energia lì sul posto, e quindi con l'energia poter creare delle altre cose. Questo si è fermato. Diciamo che l'olio di palma non è l'ideale, perché anche lui, quando è sostanzialmente come il petrolio, brucia e quindi crea inquinamento. Però sono energie alternative. Attenzione, noi stiamo assistendo in questo momento a una guerra mostruosa in Medio Oriente, che l'unico obiettivo unico è il petrolio. Abbiamo distrutto intere città, abbiamo distrutto città antiche e moderne, abbiamo fatto massacri mostruosi dicendo che questa è la politica e dando la colpa a Maometto, no? Ma in realtà dietro ci sono le multinazionali che hanno interesse, perché a Mosul ci sono pozzi petroliferi che risalgono ancora all'epoca della Prima Guerra Mondiale, perché è un mare di petrolio sotto. Ma se noi smettiamo di usare il petrolio e creiamo energie alternative, si può fare, ma bisogna che la scienza corra, e perché la scienza corra bisogna finanziarla, ma se non viene finanziata appositamente, deliberatamente, noi continueremo ad andare con la macchina metà a benzina e metà elettrica, come ce l'ho io, ma che consuma esattamente come una macchina normale, perché si risparmia l'1 per 1000 di quello che normalmente si usa in una macchina normale. Quindi è una presa in giro. Allora bisogna che effettivamente ci siano dei politici che non siano legati alla mera economia quotidiana, ma che vedono distante, no? E in questa distanza sovvenzionino tutte le iniziative, in maniera tale che noi siamo in grado di produrle. Scusi, ci stanno ascoltando i politici, sì? Ma allora adesso non lo so. Le garantisco che ci ascoltano, perché se potessero chiudere questa emittente l'avrebbero già fatto. Allora siamo in chiusura, vi invito magari a un breve intervento conclusivo. No, nel senso che col senno del poi, tra virgolette, cioè pensando, e le cifre insomma le abbiamo sentite prima, agli investimenti che sono stati fatti per i nucleari in Italia fossero stati orientati in altro senso, sicuramente
visto che il sole ne abbiamo più della Germania, come si dice, saremo su una soglia molto più elevata di questa. Anch'io temo che le scelte del governo non vadano nuovamente in questa direzione, perché purtroppo ci sono dei ragionamenti, delle pressioni e delle altre dinamiche. Visto però che siamo in chiusura, volevo anche così proprio anche fare un appunto, perché rileggendo e ripartendo dal nostro ragionamento sul Nobel, no? Teniamo presente che c'è un altro atto molto forte che dobbiamo tenere in considerazione, no? Che è quello del cosiddetto orologio dell'Apocalisse, no? Che è nato nel 1947 quando si è iniziata la tensione nucleare e nel 1953 siamo arrivati ai famosi 2 minuti e mezzo dalla mezzanotte, cioè all'Apocalisse. Adesso questo orologio è stato aggiornato, non si tiene più solamente in conto il rischio nucleare, ma anche i cambiamenti climatici che sono in atto. Ecco, la dichiarazione degli scienziati di questo gruppo dice che siamo di nuovo a 2 minuti e mezzo dalla mezzanotte. Allora, su questo credo che dobbiamo porci dei seri interrogativi sulle scelte future che facciamo, proprio anche nella direzione. Abbiamo una responsabilità per l'umanità, insomma, non facciamo scelte che compromettono l'esistenza per altri 100.000 anni. Bertucco, io dico solo che dobbiamo trovare... Ai telespettatori cosa diciamo? Quelli che ci hanno seguito, dove stiamo andando con l'energia? Stiamo andando nella direzione giusta, magari non l'abbiamo scelto noi, magari è stato qualcun altro più bravo a indicarcela, ma stiamo andando nell'unica direzione possibile, che è quella di decarbonizzare appunto la produzione di energia. Grazie al cielo o agli scienziati o non so chi abbiamo delle soluzioni tecnologiche che possono essere implementate senza bisogno di capitali enormi come poteva essere i capitali necessari a quel progetto in Libia. Bisogna anche ragionare giustamente sulla disponibilità di capitale, ma fortunatamente, direi io, siamo nella direzione giusta e anche al momento giusto, per cui io vorrei far passare un messaggio di positività, di ottimismo. Certo. Però certamente ci vuole ricerca, ci vogliono giovani che si appassionano, e ce ne abbiamo tanti, e che possano avere un minimo di sostentamento per portare avanti queste idee e migliorare la tecnologia. Certo. Per miracolo non si fa niente, lavorando ci si arriva e ormai ci siamo vicini. Zollino, allora speriamo che il vostro progetto arrivi prima dei tempi. No, ma non è una corsa, non è una gara. Il problema, per tornare al titolo, quello del nucleare ai confini dell'umana sopravvivenza, l'energia nucleare è una tecnologia complessa ma non diabolica, dove ci sono stati degli incidenti, dopo si potrebbero fare delle analisi, quasi sempre c'è stata una cattiva gestione. Questo è un aspetto importantissimo, la cultura della sicurezza, eccetera. Oggi il nucleare, che piaccia a chi piace, non è questione di gusti, no? Esiste, non è finito, in Italia abbiamo detto la questione è chiusa, in Europa si va avanti con le vecchie centrali, in altre parti del mondo si considera quella una tecnologia che insieme con le rinnovabili può, anzi deve risolvere il problema delle emissioni di anidride carbonica. Poi io sono molto laico in questo, se a un certo punto volesse il cielo, davvero la ricerca in tutti i settori dell'energia va avanti e ci troviamo di fronte ad alternative diverse, confrontabili dal punto di vista dei costi, magari più o meno adatte ai diversi paesi, il mondo ha fame di energia, c'è bisogno di tutte le tecnologie e in ogni posto si realizzeranno, speriamo presto, quelle più adatte. Certo, quindi il fatto che ci possa essere il professor Bertucco e il sottoscritto, che magari ciascuno avendo lavorato su tecnologie diverse si ritrovano magari in un momento che entrambe hanno costi competitivi, ma è una fortuna. Poi si deciderà sulla base di altre considerazioni, magari un referendum, la preferenza, la scelta. Cioè sviluppare tecnologie è fondamentale, perché avere alternative quando non si sa bene come sarà il futuro è l'unica salvezza, la diversificazione è un valore in sé. Certo. Professor Casen. Ma secondo alcuni dati che sono usciti qualche anno fa, se noi ricavassimo energia dal sole basterebbe un quinto
un 5% della superficie del Sahara per dare energia a tutta Europa. Adesso sarà 5%, 10%, ma per dare l'idea di quanta energia arriva sulla Terra e di quanta energia potremmo utilizzare per quelli che sono i nostri fabbisogni. È chiaro che qui c'è la corsa a chi comanda. Le multinazionali, la Shell per esempio, ha smesso di investire sul petrolio ormai da 2 anni, perché ha capito che è un karakiri il petrolio, perché scatena delle guerre, crea delle situazioni che oggi diventano ingestibili, crea insicurezza e per esempio, notizia di ieri, sbarcavano qui a Venezia il petrolio dell'ISIS, no? Che veniva dalla Libia. Allora, non so se riusciamo a renderci conto, l'energia elettrica è una questione politica e l'energia comunque è una questione politica che va gestita secondo criteri di opportunità. È finito l'epoca che io vado in Medio Oriente a portare via petrolio a 4 lire o che faccio un colpo di Stato in Nigeria per riuscire a portare via il petrolio senza essere controllato e quindi fare quello che voglio. Dobbiamo arrivare a un'autogestione dell'energia che sia in grado poi di dare anche sicurezza alla gente che utilizza l'energia stessa. Bene, ci fermiamo qua, siamo andati ovviamente oltre i tempi che ci eravamo prefissati. Grazie a Francesco Miazzi, grazie a voi, grazie al professor Alberto agli ascoltatori che hanno avuto grazie pazienza, al professor Giuseppe Zollino, grazie Ermanno, anche per te di essere stato qua. Ci vediamo la prossima volta. Certo, ci vediamo venerdì prossimo alle 21. Grazie a tutti i telespettatori, buonanotte a tutti.